il ruolo di Berlusconi proprio nella formazione di questo governo, anche poi che cosa prevedete, di che ruolo avete anche tutti voi all'interno del governo stesso e come Berlusconi è riuscito in pratica con questo, diciamo, apertura a Draghi a riequilibrare tutto e creare anche una via preferenziale per Draghi stesso, rendendo tutto più semplice. Ma sì, certamente, così come nel momento in cui siamo stati chiamati, il nostro partito, Silvio Berlusconi, è stato chiamato a chiedere se eravamo disposti a dare la fiducia ad un governo Conte-Ter, e con determinazione abbiamo detto no, perché era il momento di dare un segnale di cambio importante. Non abbiamo avuto nessun dubbio, come dicevo prima, nel sostenere quello che è stato un po' l'appello del presidente Mattarella, un governo forte, un governo che andava anche oltre gli schieramenti politici, ma un governo che si mettesse a disposizione del paese mettendo da parte la competizione elettorale, mettendo da parte gli spot elettorali. Ecco, Berlusconi per primo ha lanciato questa idea, ha lanciato l'idea di un governo di unità nazionale, Da chiedendo sempre, sì. da sempre, chiedendo di coinvolgere in questo i migliori del nostro paese, per cui non ne abbiamo fatto una questione di nomi, non abbiamo avuto pregiudiziali, non abbiamo messo veti. Ora ci aspettiamo che nel giro, tanto è una questione di ore, di pochissimi giorni, nascerà questo governo. Ecco, io credo, è un mio pensiero, credo che sarà un governo misto, ci chiedono in molti se sarà tecnico, se sarà politico. È evidente che io credo che sicuramente ci saranno le rappresentanze politiche, essendo appunto, avendo dato l'adesione a questo governo molte forze politiche, ma sarà un governo prevalentemente di personalità tecniche che hanno dato molto al nostro paese, che sono convinta potranno dare molto anche ancora in futuro. Ecco, la presenza politica poi sarà necessaria, perché non ci dimentichiamo che un governo funziona nella misura in cui ha le personalità tali da poter far lavorare il Parlamento. Speriamo che le cose migliorino rispetto a quello che abbiamo visto Io fino sono adesso. sicura che potrebbe essere un momento importante di svolta per il nostro paese. Benissimo.